Sanità in Sicilia, assunzioni contro precariato. Sono 2.324 gli LSU, i lavoratori socialmente utili, attualmente impiegati nelle aziende sanitarie dell'isola, con contratto a 5 anni di diritto privato e in servizio già prima del 30 dicembre 2010, che saranno assunti in tempi brevi grazie a un protocollo d'intesa promosso dall'assessore regionale per la salute Massimo Russo. L'accordo è stato firmato insieme ai sindacati di categoria. Il documento progetta che le aziende sanitarie attivino entro il 31 dicembre del 2012 le procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato del personale di categoria A e B, dunque commessi, operatori tecnici e altri simili, indicando i posti disponibili nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni finanziarie nazionali e regionali in materia. Sono stati mantenuti, ha commentato l'assessore Russo, gli impegni presi tempo fa. L'accordo rappresenta una risposta concreta alle istanze dei lavoratori e consentirà di razionalizzare il sistema sanitario senza alcun costo aggiuntivo per le casse regionali. Daremo le doverose garanzie occupazionali a un consistente numero di lavoratori in condizioni di precarietà. Dopo aver chiuso con successo qualche mese fa il processo di stabilizzazione, cominciamo a dare puntuali risposte a tutti coloro che erano rimasti fuori dal processo di riorganizzazione delle aziende sanitarie. Siamo sulla strada giusta per dare piena sistemazione in tempi rapidi a tutti i precari. Questo traguardo è stato raggiunto dopo aver effettuato una puntuale ricognizione di tutto il personale precario del mondo della sanità sulla base di presupposti giuridici e con l'istituzione di un tavolo tecnico e un serio confronto con le sigle sindacali che voglio ringraziare.